Ad est di Verona si entra in un territorio ricco di storia da vivere sia dal punto di vista della ricettività sia dal punto di vista dell'enogastronomia. È la famiglia Pimazzoni che prende e riporta alla luce un'antica corte che si chiama I Caloseni. Sono con la signora Maria Luisa Veneri. E I Caloseni, locanda per quanto riguarda il gusto, ma anche agriturismo per quanto riguarda la ricettività. I Caloseni hanno preso questo nome da un'antica battaglia che ha fatto Napoleone verso il paese di Arcole. Si dice che ha sparato così tanto che questa località è diventata piena di fuliggine praticamente. Da lì, come il nostro dialetto dice, la Calusene, lì Caloseni praticamente adesso è rimasto questo nome di questa corte, di un vecchio casale del 1500. Abbiamo voluto creare qualcosa di diverso, abbiamo soltanto 4 stanze, però cerchiamo di renderle piacevoli alle gente che viene qua, la ricettività, cerchiamo la cordialità, l'accoglienza. E come ristorazione invece facciamo ancora tutte le nostre cose come quando eravamo agriturismo, facciamo la pasta fatta in casa, leviamo i nostri maiali, i conigli, le galline, un po' di orticolo. I prodotti da poter gustare all'interno di un menù della locanda I Caloseni, partendo da un antipasto che tra l'altro è un vostro cavallo di battaglia. Sì. Perché nell'antipasto cosa troviamo? Trovate i nostri salumi, perché allevando i maiali facciamo i nostri salumi, facciamo la pancetta steccata, la pancetta normale, il salame, i cotechini quando è tempo, il ragù d'anatra, i gnocchi. Ad esempio adesso è appena passato il venerdì gnoccolare, abbiamo fatto gnocchi per tutti. Si sa che il venerdì gnoccolare ormai ho dei clienti fissi, sanno che è così e vengono qua apposta. La tagliata, la grigliata, però diciamo le guancette di maiale al Valpolicella con la polentina, questo è il nostro piatto adesso invernale, diciamo, ecco. I Valpolicella, gli amaroni qua della nostra zona sono buonissimi da abbinare alle carni, senz'altro. Poi abbiamo il nostro buon soave. La nostra disponibilità totale e poi la genuinità dei cibi, perché facciamo tutto con le nostre mani. Disponibilità per quanto riguarda accontentare le persone che vengono qua. Siamo ben contenti anche se vengono bambini, e contrariamente a tanti posti, insomma questo è un posto da famiglie e per persone che vogliono un po' di tranquillità e che vogliono godersi un po' la cucina ma anche l'esterno. Facciamo matrimoni, anniversari, facciamo anche delle serate a tema con musica per gente un po', diciamo, non dico adulta ma un po' posata, ecco, non è discoteca.